Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. In the world belong to me. Then our love was lost, it went away. Now I shed my tears in lonely misery. I know now you never really loved me. Oh, it hurts me now to think you never really cared. Sit and ask myself 1,000 times to try and find out what really happened to the love that we shared. How could I be such a fool? How could I believe all those lies told me? How could I be taken in by your sweet love? So love, you ruined my life. Buonasera, a voi la linea. Come posso essere così sciocco? Come posso essere così sciocco? Diceva Frank Zappa nel 1976, Can I Be Such a Fool? Questo era un live invece del 1975 e apre comunque sempre la nostra puntata di Chilometro Zoom. Io sono Lorenzo Viviani, ciao Natalia, mentre dall'altra parte dell'etere a co-condurre questa ora pazza insieme a voi c'è qualcuno che si remescia. Cosa stai facendo, Antonino? Cosa stavi facendo? Se abbiamo sentito dei rumori, sembravi, non so, una sorta di Darth Vader che con questo respiro. Cosa facevi? No, è che stavo spostando il microfono. Aiuto! Ah! Cosa fai? Convieni? Buonasera, sono il grandissimo Pier Vittorio Scimia e ho monopolizzato la trasmissione. Da questo momento ho tramortito Antonino e ho preso in possesso la trasmissione. Esattamente, perché martedì ad Aria Fritta mi aveva minacciato, mi aveva fatto leggere quel proclama dove diceva che io sono il padre di Liliana, ma non è vero, io sono il grandissimo Pier Vittorio. Per Vittorio, voglio di nuovo Antonino, recuperiamo Antonino. Natalia, chiama subito qualcuno e riportaci Antonino in trasmissione. Attenzione, questo è un messaggio preregistrato. Risponde la segreteria telefonica di Antonino Danna. Se siete Lorenzo Viviani, andate a quel paese. Se siete altri, lasciate un messaggio. Grazie. Sempre una merda. Comunque, no, è che ci sono 27 gradi, quindi io ormai, come si dice a Livorno, è svagello, una cosa, guarda, non ci si pole. Poi adesso, e sentire, ti dicevo, ma anni e anni di abbonamento al vernacoliere fanno, mio caro. Zappa penso che sarebbe un pochino orgoglioso di noi, perché comunque penso anch'io. Siamo sul suo tono scalzonato. Grazie Natalia di supportarci. Ciao Natalia, buon lavoro cara. E adesso lasciamo alla tua entrata, perché non è una puntata del pomeriggio di Radio Libertà se non abbiamo la prima, la seconda e tutte le 5 marce, anche sesta, no? Forse la sesta è più moderna. No, 5, qua ne abbiamo 5 col cambio transaxle, prego. Vai, che non è quella brutta cosa che hai pensato tu.
Non è una cosa brasiliana, non è il cambio transaxle è un'altra cosa, amore. Allora, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna, hai visto con che morbidezza ho infilato il dosso? Hai sentito che roba? E questa è la puntata numero 1213 di oggi, venerdì 12 giugno del 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliano, si potete cominciare a mangiarle, sì vabbè, a mandarle già adesso, scusate, è venerdì anche per me, oppure 0292947222 se avete voglia di telefonarci, il telefono è aperto da questo istante. Allora, caro Lorenzo, giungiamo alla fine di questa settimana, tra l'altro domani mi aspetto... Non possiamo cambiare il palinsesto, perché mi spiace, perché poi non riesco a dare il mio giusto apporto, alla radio, a questa trasmissione, perché arrivo sempre al venerdì che sono stravolto e vi assicuro che la mia giornata non è ancora finita, perché finirà in tarda serata per una serie di eventi sul territorio, alcuni anche simpatici, perché abbiamo una serie di eventi territoriali anche divertenti, però ho veramente una voglia sotto zero, perché sono veramente già scatafasciato a quest'ora della giornata e so che finirà verso le 11 di sera e domani peggio ancora, quindi purtroppo quindi quando arrivo qua in radio sì, mi date un po' di carica in più, però sono sempre a pezzi. E quando vorresti fare il programma? Ci pensiamo. Sabato? No, o lunedì, sabato magari mattina, mi trovate più fresco. Lunedì? No, dai, sto scherzando. Va bene, il venerdì sono abituati a spegnere la radio i nostri ascoltatori il venerdì, quindi evitiamo di creare inconvenienti. Grandissimo Lorenzo. Grandissimo Lorenzo. Veramente un grandissimo. Cosa ne pensi, Matteo De Sio? Cosa ne pensi? Lo trovo un esemplare signore che fa molto lavoro, ma in ogni caso io vi ucciderò tutti. Allora, hai preso due aspetti sinceramente di Matteo, che salutiamo. No, in realtà è una caricatura. Matteo De Sio è una delle persone più squisite e amichevoli al mondo, sì, ma mi piace immaginarlo come un personaggio dark. Sì, sinceramente, però ha questo aspetto, diciamo, questa parlata, insomma. Sì, ogni tanto ha questa parlata questa respirazione così, e poi c'è anche un po' del serial killer, quindi va bene, mi piace anche questo aspetto finale che hai detto te. Cioè, me lo immagino tipo che lui arriva tipo il ragazzo tranquillo, il ragazzo della porta accanto che c'ha la mamma impagliata però in cantina, diciamo tipo Norman Bates. Quello no, però me lo immagino che lui arriva con questo maggiolone. E questo maggiolone. Sì, me lo immagino con un bel maggiolone, sai, che colore può essere? Giallo limone, che si fa i semafori in tromba e stira le vecchie sulle zebre, non lo so. Questa non è tanto psicopatico lui, ma sei psicopatico te a pensare. Detto questo, 1-0. Sono le 17:42 minuti, io ti prego Natale di chiamare il nostro ospite, così cominciamo a parlare di agricoltura, perché in teoria dovremmo parlare di quello. Indubbiamente. Senti, Lorenzo. Dichi. Allora, siamo sempre al discorso. Vedi che io ho montato la batteria nuova nella Vespa. È anche arrivata la coppa di plastica che abbellisce la ruota di scorta, perché in effetti senza la coppa di plastica il lato sinistro è un po' nudo. Per cui che dobbiamo fare qua per questo raid? Lanciamo un appello anche ai nostri radioascoltatori: fermate quest'uomo, fermate. No. Allora, Margherita, se mi stai ascoltando, che il confermo faccia mele, chiaro? E soprattutto Aldo ha detto 13:30. No, ma fermate questo ragazzo che vuole. Siamo a Radio Londra qua.
fermate questo ragazzo che vuole partire con questa Vespa Santa Martire contro da il Milano bracco, contro non un nel senso di bracco. No, cane, non ma è, nel senso di passo. ecco, no, non è possibile, non è possibile Come per te, no? non è Ci possibile sono, per ci quella sono povera fior Vespa. di vespisti che si fanno il bracco con la Vespa. Mo 125, così, E beh, e quindi? preso E per il allora? collo, poverino, è Vuoi portato venire pure all'estremo tu? Vuoi venire Non pure vorrei, tu? non Riprendi vorrei, due compagni. non vorrei venirti a recuperare in mezzo alla strada. Detto questo, Gne. diamo il benvenuto in trasmissione, ridiventando seri, perché Sì, parliamo di un argomento che abbiamo già toccato la scorsa settimana, quello del grano duro e del settore olivicolo, perché viene da una regione dove c'è sia il grano che l'olio, ed è una regione dal punto di vista agricolo importantissima. Diamo il sì. benvenuto a Giuseppe Labatte, già onorevole della Repubblica, già sottosegretario di Stato e un amico di Radio Ben Libertà. Ciao Giuseppe. trovato. Buonasera e un saluto a tutti Ciao, gli Giuseppe. ascoltatori. Allora, ridiventiamo seri, perché noi abbiamo questo inizio di trasmissione, Giuseppe, siamo stati, diciamo, abbiamo condiviso tante esperienze a livello parlamentare e diciamo con te possiamo anche scherzare, però ridiventiamo seri perché Sì, parliamo di un tema che è quello del grano duro. Allora, abbiamo avuto un po', diciamo, degli alti e bassi da una settimana all'altra, perché se 2 settimane fa abbiamo avuto il direttore del CREA proprio pugliese, quindi diciamo parlava della situazione in loco e aveva, diciamo, anche una sorta di ottimismo per quanto riguarda le rese agricole del grano duro. E poi abbiamo parlato anche di ETEA, che è un argomento di cui abbiamo anche insomma, parlato con te, magari ci potrai dire qualcosa. Poi abbiamo sentito un agricoltore che è un nostro affezionato sulle frequenze di Radio Libertà, e invece proprio dovuto alle piogge, al clima che c'è stato, diceva che la resa non era per niente buona. Tu cosa ci racconta? Cosa sono i segnali del territorio? Come si prevede, diciamo, il raccolto del grano duro? Ma quest'anno dovrebbe esserci una resa maggiore, il che è una buona cosa. Il problema è che sarà un altro anno di prezzi bassi. No. Lo sarà perché siamo nel ciclo calante. Purtroppo il grano duro segue un andamento ciclico e quindi ogni 4-8 anni subisce una crisi di prezzo. Questo perché il grano duro, essendo una commodity, Certo. rispetta quello che sostanzialmente gli economisti agrari chiamano il teorema della ragnatela, ovvero quando c'è un momento di prezzi alti, le superfici coltivate a grano duro aumentano fino a quando c'è un eccesso di offerta e quindi il prezzo si comprime fino a quando si riducono le semine e quindi si ritorna all'equilibrio del mercato che fa ripartire il ciclo. Essendo il grano duro alla fine una coltivazione di nicchia nel mondo, perché il grano duro riguarda il 5% dei cereali coltivati in tutto il mondo, quindi piccole oscillazioni, piccoli incrementi di superficie fanno sì che ci siano delle oscillazioni del prezzo importanti. Nelle annate 2022-2023 abbiamo avuto prezzi molto alti che hanno toccato fino a 500 euro. Questo perché il principale produttore di grano duro al mondo, ovvero il Canada, aveva avuto un problema serio di produzione, che quindi la produzione canadese era crollata e questo ha fatto sì che la scarsità di prodotto sul mercato ha portato i prezzi alti. Nelle annate successive, nel 2024, il Canada è tornato a produrre. Nel frattempo i prezzi alti avevano spinto gli agricoltori italiani, europei e delle altre parti del mondo ad aumentare le superfici e quindi oggi abbiamo un eccesso di prodotto che porta al crollo del prezzo. Come interrompere questa spirale? L'unica soluzione è quella dei contratti di filiera e dell'aggregazione. Noi purtroppo in Italia solo il 10% del grano coltivato all'incirca è
coltivato con contratti di filiera, e quindi il che espone il 90% della produzione a quelle che sono le oscillazioni del mercato. Certo, ripeto, scusami Giuseppe, anche per uscire un po'. Ma scusami, è proprio il tema per uscire un po'. Lo so che non può uscire troppo dal tema delle commodity e quindi del fatto di essere, diciamo, una merce quotata a livello internazionale, però è un po' trovare anche uno scopo al nostro grano italiano da valorizzazione, e forse anche è l'unico modo fare un contratto di filiera per tutto questo. Ma a che punto siamo su questo percorso? Siamo ancora molto indietro noi in Italia. Ecco, questa è la cosa su cui bisogna lavorare seriamente. Devono lavorare gli imprenditori, devono lavorarci le associazioni di categoria, che devono dire ai propri associati di aggregarsi, di strutturarsi con gli stoccaggi differenziati. Il Canada stocca con 5 classi differenti, anche gli Stati Uniti fanno 3 classi, l'Australia, e quindi questo consente di dare un valore diverso in base alla qualità del prodotto. Noi difficilmente facciamo questo tipo di attività, e spesso, anzi, i nostri produttori vendono ad un mediatore che poi o miscela i grani, e quindi facendo la media sia delle proteine e quindi poi anche del prezzo, valutando magari chi ha fatto qualità rispetto a chi ne ha fatto meno, e questo diventa un problema. Addirittura, perché poi confrontandomi anche con la parte industriale, la parte industriale riesce a fare contratti 2 anni prima con, ad esempio, il Canada o gli altri paesi sulla produzione. Cioè nel 2025 hanno chiuso i contratti per l'acquisto del grano del 2027. Questo in Italia noi non riusciamo a farlo, purtroppo, quindi bisogna andare sempre di più verso l'aggregazione, verso l'organizzazione della filiera. Poi ci sono anche delle tecniche agronomiche. Immagino che come ospite avete avuto il direttore Pasquale De Vita, che è un bravissimo ricercatore del CREA, e quindi anche le tecniche agronomiche riescono a migliorare ancora di più il prodotto, e quindi ad aumentare anche le rese, le nuove varietà su cui si sta studiando. Quindi insomma c'è un insieme di cose che bisogna fare, che possono portare ad una maggiore stabilizzazione del prezzo del prodotto, vero restando che comunque sia resta una commodity, quindi le oscillazioni comunque sia quelle ci sono sempre, ma è normale come qualsiasi prodotto di qualsiasi tipo, non solo agricolo. E quindi questo è l'impegno che il nostro paese ci deve mettere. Purtroppo spesso si dà la colpa sempre a qualcuno che è nascosto da qualche parte del mondo e che trama contro la nostra magnificenza, e spesso non ci guardiamo internamente invece come possiamo migliorare i nostri processi. Bravo, questo sono pienamente d'accordo con te. L'aggregazione e molte volte manca lavoro da parte nostra, ma questo su tutti i campi, strategia e anche una sorta di lungimiranza nel tempo. Siamo sempre a rincorrere i problemi contingenti, le emergenze quotidiane, sia come politica sia come imprese, non riusciamo a pianificare. Forse alle imprese manca un aiuto da questo punto di vista. Ti faccio l'esempio dell'imprenditore che abbiamo intervistato la scorsa settimana, non vede futuro, e il grande problema è che non vedendo futuro non riesci neanche a fare strategia, e ti muovi, magari anche una persona di una certa età, veramente salvare l'anno in cui stai lavorando, ma pensando che ad esempio tuo figlio o comunque la tua azienda poi finisca da lì a breve. Quindi non si riesce a fare tutta quella pianificazione industriale che invece sarebbe necessaria per sollevare anche il settore, anche diciamo a livello centrale. Questo manca forse anche una visione dal punto di vista politico generalizzata, ma da sempre. Questo non ne facciamo sicuramente una cosa di partiti o di governi. Antonino.
Ecco, io volevo chiedere una cosa, siccome ricordo una vecchia filastrocca delle elementari che diceva giugno falce in pugno, è tempo di mietitura, sostanzialmente che cosa ci aspettiamo? I prezzi purtroppo sul fronte prezzi non credo ci sarà una grande evoluzione. Le rese maggiori ovviamente daranno un po' di sollievo ai cerealicoltori, perché producendo di più, quindi incassi ovviamente una cifra maggiore, però i prezzi rimarranno prezzi bassi anche per queste campagne purtroppo. Di lì non ci si muove. Guarda, io mi sono andato a prendere tutti i dati degli ultimi 20 anni pubblicati da Ismea sull'andamento dei prezzi del grano duro nazionale, ma anche di quello estero. Il grano duro estero mediamente costa sempre di più rispetto a quello italiano, quindi questa è anche un'altra, diciamo, notizia che bisogna dire agli agricoltori, perché spesso si dice che le importazioni di grano fanno crollare il prezzo del nostro prodotto. Questo in realtà non accade, perché il prezzo del grano estero costa di più, quindi se costa di più come fa a far crollare, se importi qualcosa che costa di più, come fa a far crollare il prezzo del tuo prodotto nazionale? Ovviamente questo non è dovuto alle importazioni, anche perché noi siamo fortemente deficitari dal punto di vista della produzione nazionale, perché l'industria ha bisogno di 6 milioni di tonnellate, noi ne produciamo 4, quindi 2 milioni dobbiamo importarle necessariamente, perché siamo grandi esportatori di pasta. E mi sono andato a prendere anche tutte le dichiarazioni delle crisi che si sono avute nel 2008, 2009, 2015, 2016, 2022, 2023. Praticamente si ripetono sempre le stesse cose. Quindi si dà la colpa alle importazioni, si dà la colpa a qualcuno che da qualche parte vuole speculare, ai trafficanti di grano, si chiedono sempre le stesse cose, maggior tracciabilità, maggiori controlli. Bene, negli ultimi anni noi abbiamo avuto l'etichettatura d'origine del grano, quindi sappiamo su ogni pacco di pasta c'è scritto se quella pasta è 100% grano italiano, o se è una miscela di grano italiano e di grano estero, o se è fatto di grano estero. Quindi la tracciabilità ce l'abbiamo, i controlli sono aumentati sempre di più, i CQRF e i NAS fanno un grande lavoro di controllo sulle navi alle frontiere. Abbiamo addirittura introdotto Granai d'Italia, quindi sappiamo ogni granaglia come si muove all'interno del nostro paese, e anche relativamente a quelle importate, quindi abbiamo il registro telematico anche sul grano. Bene, tutto questo ha portato alla stabilizzazione del prezzo? Purtroppo no. Ma perché? Perché non potevano farle? Abbiamo attivato la CUN, perché si diceva non c'è trasparenza nella rilevazione dei prezzi, è stata attivata la CUN, che quindi fa una rilevazione dei prezzi trasparenti, che oggi tra l'altro è oggetto di attacco alla CUN in maniera, francamente lo dico, non perché sono stato estensore anche di quella norma in commissione, ma perché la CUN non può garantire prezzi minimi. La CUN fa una rilevazione dell'andamento del mercato, basta. Quindi tutte queste cose hanno portato a una stabilizzazione dei prezzi? No, ma perché non potevano farlo? L'unica cosa che può garantire una stabilizzazione maggiore dei prezzi è l'organizzazione della filiera. Organizzarsi, strutturarsi e fare contratti di filiera con l'industria. E produrre qualità in base a quella che serve all'industria, non a quella che abbiamo in mente noi, perché questo è anche un po' un altro problema, un altro bias che hanno una parte produttiva dei nostri cerealicoltori. Cioè ci mettiamo in testa che la qualità è quella che scegliamo noi. Purtroppo non è così. La qualità è quella che sceglie il consumatore e il valore lo dà il consumatore. Quindi o produci qualcosa che sia utile all'industria, che poi deve vendere,
oppure non può andare bene. Quindi serve Antonino, anche un'evoluzione un po' del pensiero e poi dell'organizzazione della filiera. caro Giuseppe, il tempo ci corre dietro, no? Mi fa piacere molto questa riflessione perché ma quello è un po', ma è anche un errore nostro, siamo sempre diciamo a decantare, ma dobbiamo anche migliorare e lavorare sempre meglio. Lo dico in primis anche da pescatore, cercare di consorziarsi, di lavorare meglio e di lavorare meglio il prodotto, cosa che io devo dire in verità anche quando ero nel primario ho sempre cercato di fare, nel portare un prodotto sempre di qualità migliore sul mercato, di qualità sempre più ottimale. Detto questo, purtroppo non possiamo parlare di olio con te oggi perché sono le 17:59 minuti, quindi ti richiameremo prossimamente perché naturalmente la tua regione vive questa binomio, ma anche altri sicuramente saranno i prodotti importanti, ma so come sei stato anche diciamo impegnato sul tema della xylella, ma abbiamo fatto anche una missione insieme, parleremo di olio, di prezzi che diciamo sono anche adesso c'è questa minaccia del crollo dei prezzi, quindi capiremo un attimo anche lì come si sta muovendo l'olio e magari potremo anche sentire qualcuno, anche il sottosegretario Dera, magari potremo fare una trasmissione insieme per farci spiegare questo piano da parte del governo. Grazie a Giuseppe Labate, già parlamentare. È un grande piacere lavorare poi con te e con i vostri ascoltatori, è sempre un piacere. Grazie Giuseppe, alla prossima. Ciao, grazie a voi, buona serata. E allora Antonino, sono le 18:00, quindi lascerei la linea al nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti per il suo Liberamente. Noi ci sentiamo dopo circa 18:10, 18:11 massimo. E di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Di tante altre cose, credo, con Nicola Pecchioni. Vai, a tra poco. A tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero.